Un convegno importante per parlare di legalità, ma non solo, parlare dell'importanza di quella che è la legge Rognoni-La Torre. Cosa è cambiato in questi anni all'interno dell'organizzazione mafiosa? A distanza di 30 anni, di 31 anni dalla strage di Capaci e poi dalla strage di Via D'Amelio e dalle altre stragi che si sono susseguite nel continente, è giusto e doveroso un momento di riflessione su quel periodo che ha insanguinato le strade delle città d'Italia, diffondendo un clima di insicurezza, un clima appunto di terrore. Cosa è cambiato? Sono cambiate sicuramente le organizzazioni mafiose, è cambiata la compagine soggettiva, è cambiato il modo di operare, però sono cambiati anche i metodi di indagine, sono cambiate, si sono affinati gli strumenti normativi, oggi si tende più ad una prevenzione del fenomeno e il momento repressivo costituisce uno dei momenti di intervento, una delle risposte, ma non l'unica. Quindi questa consapevolezza della necessità di agire su più fronti credo che sia la cifra vincente. Successivamente al seminario sulla legalità, quindi nel corso della serata, a seguire ci sarà la consegna del premio Marica Caruselli. Marica Caruselli è stata la prima donna avvocato penalista della provincia di Agrigento, nonché la fondatrice della sezione FIDAPA, quella di Agrigento, e poi successivamente è stata eletta presidente distrettuale e anche presidente nazionale, poi anche ricoperto delle notevoli cariche a livello del nazionale. Devo aggiungere che la Marica Caruselli è stata anche la prima donna presidente della provincia regionale di Agrigento, e questo premio sarà consegnato a una giovane avvocatessa di Ribera, l'avvocatessa Ilenia Maria Sola. Oggi riceve un premio importante. Sì, 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 assolutamente, di cui ne sono fortemente onorata, sia per la fondazione che me lo ha riconosciuto che per le persone che la compongono. Ecco, appunto, è un premio riportato a una donna importante. Che cosa rappresenta per te? Sì, sicuramente è una persona a cui ispirarsi, ha fatto tanto sia nel mondo della giurisprudenza, mondo a cui io appartengo, ma soprattutto anche un'impronta femminile in una generazione in cui la donna era messa al margine.